landlord, but you don't really care for music, do ya? Pronti per un'altra tappa del Festival delle Bellezze? Questa volta siamo a Nughedu San Nicolò, nel Monte Acuto, di fronte alla chiesa di San Sebastiano. Questa sera tornano al festival i Tazenda in trio acustico e il loro concerto sarà aperto dalla corale studentesca Città di Sassari e dal 9 Eufonia, dirette come sempre dal maestro Vincenzo Cossu. E finalmente ho qui con me Manuela Muzzu, ufficio stampa e presentatrice del Festival delle Bellezze. Manuela, la tua seconda esperienza, com'è stato fino a qui il Festival delle Bellezze? Allora, sicuramente è stata un'esperienza magnifica e quindi ringrazio Vincenzo Cossu, il direttore artistico, per avermi scelto anche quest'anno. Come hai detto tu, è il secondo anno che mi occupo dell'ufficio stampa e poi della conduzione di questo festival. Che posso dire? È stata sicuramente un'esperienza bellissima, un viaggio meraviglioso. Io dico sempre il festival è come un tappeto volante che viaggia attraverso le bellezze della nostra provincia. Alla guida c'è il nostro direttore artistico e noi tutti facciamo insomma la nostra parte con entusiasmo, guidati appunto dalla sua passione. Quindi sicuramente è un viaggio molto, molto impegnativo e intenso. Siamo molto contenti di avere quelli che sono un patrimonio culturale della Sardegna, perché come abbiamo detto anche la scorsa volta, non c'è sardo che non abbia un legame con i Tazenda, un ricordo legato alla loro musica. Cantate con noi! Siamo agli sgoccioli, non alla fine ma fino ad adesso. Qual è la tappa che ti è rimasta più nel cuore, se lo puoi dire? Dai. Sì, lo posso dire perché non riguarda i luoghi o gli artisti, perché quelli sono tutti magici e gli artisti sono tutti bravi, però sicuramente quest'anno la tappa che mi è rimasta più nel cuore è quella di Valle d'Oria, perché è la tappa a cui sono potuti venire ad assistere i miei genitori e la mia famiglia. Grazie Manuela. Grazie a te.